Ciao amici del Chiosarabus, benvenuti a questo nuovo appuntamento con un piccolo documentario riguardante dei nuraghi e oggi siamo a Castiada, siamo nella zona di Monte Turno e vedremo due nuraghi, nuraghe Gibe Druttili e nuraghe Monte Turno. Sono due nuraghi costieri, sono in pratica dentro l'acqua, parcheggiato qua in un bel dì di fine aprile, il parcheggio è già bello pieno. Siamo quasi arrivati in pratica al nuraghe, a tra poco. Questo dovrebbe essere il sentiero che porta al nuraghe. Ogni volta ne faccio uno diverso, ma sembra abbastanza semplice. Abbiamo già delle tracce qua di probabili costruzioni. Non è detto però, visto che si sa che c'è il nuraghe, è probabile. Sono quasi arrivato. Anche se non fosse quella giusta, basta cambiare un po' la direzione. E c'è. Eccolo lì il nuraghe. Eccolo lì. Col rumore del mare. Siamo vicinissimi al noto stabilimento Iki Beach. Io direi che ci siamo proprio sopra. Sono già arrivato, ho impiegato 1 minuto e mezzo ad arrivare al nuraghe. Guardate qua che vista. Ed ecco il Monte Turno. Ed ecco la spiaggia di Monte Turno. Ed ecco qualche surfista che prova a prendere queste ondine. Qui si trovano già testimonianze di terracotta, probabilmente nuragica, ma chi lo sa. Ed ecco qua, arriviamo subito alla costruzione con diverso materiale di crollo qua intorno, ma qualcosa che sembra anche un muro che era costruito come antemurario, quindi vicino alla costruzione principale. Ed ecco la torre. Ecco la torre con un altro muro che si trova a nord della costruzione principale. Penso sia stato ripulito anche da poco, fortunatamente. Da questa parte è la proprietà privata che si suddivide il nuraghe in pratica, e poi l'altra parte. Guardate la dimensione di questi conci del muro, guardate la dimensione. Sono massi granitici belli grandi. Il nuraghe pare sia costruito al di sopra di una roccia granitica naturale, cioè questa, vedete, e poi riposizionata al di sopra. E qua subito vediamo quello che dovrebbe essere l'ingresso, perché poi vedete si appoggia direttamente su questa roccia. E qui guardate, un architrave abbastanza particolare, rota, probabilmente è fatta da due rocce, due massi, e poi questa vista. Allora, sono al di sopra della torre, si vede qua un accenno di ambiente, ma dove tutto è crollato, per cui si vede solo, credo, l'apice della forma dell'attuale costruzione, della forma attuale, e poi tutta la corona delle rocce perimetrali qua del nuraghe. Sicuramente rocce molto grandi. Guardate il mio piede in confronto anche a questa, guardate, dei conci belli grandi.
interessante, ma poi si vedono dei tratti di muro tutto intorno. Sicuramente è un aspetto del nostro territorio molto interessante, questi nuraghi così a sfioro sul mare, su queste piccole cale e con un golfetto come questo che è veramente bellissimo, con un mare anche da surfisti ogni tanto. Guardate che bella questa parete, la parete del lato ovest. Non pare completamente integra, però ha già quanti filari? 1, 2, 3, 4, 5, 6 filari, ma di rocce molto molto grandi. E poi materiale di crollo. Guardate questo. Un pezzo di coccio di qualcosa che era un bordo. Terracotta abbastanza grossolana, ma con un disegno, una forma abbastanza definita. Allora, guardate cosa c'è qui. Siamo sempre lato sud. Sembra che ci sia una parte di un residuo di ambiente di questa torre che ha un diametro importante, è abbastanza grande. Guardate un po'. Continua a fare il giro. Questi conci molto grandi. Questo non è neanche tra i più grandi, però guardate un po' che bello. Andiamo a vedere la vista, lato est del nuraghe. Diciamo che proprio la parte del lato est del nuraghe possiamo considerarla come roccia viva, una roccia naturale su cui si incastona tutta la torre, vedete? Guardate che bello. E guardate qui cosa ho trovato, un pezzo di conchigliona gigante, chissà se sia antica o meno. Guardate, allora roccia naturale, poi continua con questi massi molto grandi che continuano una sorta di muro perimetrale. E adesso cambiamo sponda del golfo e andiamo verso il Monte Turno. Vedete lì sopra? Lì sopra lì c'è il nuraghe Gibedruttili. Mi dirigo verso il nuraghe Monte Turno passando dalla spiaggia, dopodiché taglierò verso sinistra e intraprenderò un piccolo sentiero che arriva fino alla cima della collina che dà picco sul mare.